Se la vostra aspirazione è quella di trasformare una passione in un'impresa, insomma di mettervi in proprio, questa opportunità è fatta apposta per voi. Sentite. Corso di formazione sarebbe una definizione riduttiva, perché la proposta che l'Accademia dell'Artigianato di Este, insieme a Confartigianato, dopo una fortunata prima edizione, torna a rivolgere a coloro che coltivano il desiderio di mettersi in proprio, va ben oltre l'insegnamento in aula. Tenuto conto che alla luce del numero di cessazioni il primo anno di vita di un'impresa è quello più difficile da superare, il programma prevede anche l'affiancamento di un tutor. È indubbio che oggi, per far marciare un'impresa, ci voglia più qualità, non solo in relazione alle abilità tecnico-professionali, ma anche sotto il profilo manageriale. E il passaggio dalla teoria alla pratica sarà sicuramente più agevole, potendo contare su un aiuto concreto nella cosiddetta fase di start-up. Il direttore dell'Accademia, Giorgio Bido. Questo corso che abbiamo in qualche modo trattato per la copertura finanziaria con la Regione Veneto ha una sua peculiarità, una sua specificità, è un corso molto libero nella sua organizzazione, nel senso che abbiamo voluto certamente portare dei giovani che avessero una qualche stimolo all'impresa a seguire un percorso d'aula, ma dopo di questo non volevamo mollarli dicendo arrangiatevi. E quindi il percorso d'aula è stato seguito da un concordato con le associazioni di categoria, uno stage presso imprese omologhe rispetto a quelle a cui ognuno vuole così rivolgere la propria attenzione, che alla fine poi troverà sbocco nello start-up d'impresa, e dopo lo start-up, cioè la nascita, come dire, giuridica dell'impresa, questi giovani neonate imprese saranno seguite da un nostro tutor per il primo anno di vita, per così supportarle nelle prime scelte, quelle di scelte di investimento, di macchine, attrezzature che dovessero essere necessarie, l'impostazione del loro approccio col mercato e via dicendo. Con il sostegno della Regione Veneto, l'Accademia dell'Artigianato di Este, con sede nell'affascinante chiostro di Santa Maria delle Consolazioni, sta raccogliendo le iscrizioni alla seconda edizione del progetto Divenire imprenditore, promosso proprio con lo scopo di favorire la cultura d'impresa. Noi abbiamo un obiettivo principalmente di valorizzazione dell'artigianato che popola il territorio delle cosiddette quattro basse, la bassa padovana, il basso vicentino, il basso veronese e l'alto polesine, e contemporaneamente anche quello di valorizzare questo importante sito storico che ci è stato affidato in gestione, che ha 5 secoli di vita, che è stato restaurato con una importante operazione negli scorsi anni e che noi abbiamo il compito di portare a valorizzazione territoriale. Posto che a monte vi sia una passione e il desiderio di puntare sulle proprie capacità, l'opportunità può essere raccolta da chiunque abbia un progetto imprenditoriale. Possono essere giovani che escono dalle scuole secondarie, giovani che vadano all'università, figli di imprenditori che vogliono seguire la vita del padre ma che non siano soggiogati psicologicamente dal padre e quindi abbiano degli input formativi esterni, giovani che abbiano avuto la sfortuna di non trovare occupazione o di essere espulsi da una precedente occupazione, quindi il target è molto variegato ed ampio. 11 sono stati gli allievi della prima edizione del corso, ciascuno con una passione da trasformare in attività d'impresa, con un sogno che, anche grazie all'esperienza formativa, oggi può diventare realtà, magari attraverso un'integrazione delle diverse competenze. Sentiamo Elena. Io ho sempre avuto la passione per l'arte, non l'ho mai coltivata, nel senso non sono mai riuscita a dargli un percorso scolastico, perché ho seguito altre cose, sono laureata in biologia addirittura, quindi proprio totalmente un altro ambito. Però ho sempre avuto questa passione per il disegno, per il gioiello e appunto quello che vorrei fare è il designer orafo. E questo corso mi ha dato proprio la possibilità di crederci, cioè di credere che è una cosa che posso fare. Parliamo di questa esperienza formativa, com'è andata? Dal mio punto di vista molto bene perché ho potuto conoscere altri ragazzi giovani
che venivano da percorsi totalmente diversi, e questa è stata la cosa bella, cioè mettere insieme le nostre competenze e cercare di integrarle in modo anche da capire i limiti di ciascuno, ma anche come ciascuno poteva essere utile all'altro, integrando le conoscenze. Questa è stata la cosa più interessante. Per quello che riguarda poi gli sviluppi, ecco, come gruppo noi comunque continueremo a tenerci in contatto, a scambiarci idee, opinioni, suggerimenti, e appunto proprio con l'obiettivo di un giorno poter costruire qualcosa insieme, dove appunto le competenze di uno possono venire incontro ai limiti dell'altro. Se da un lato importante è dunque il clima di collaborazione nel quale si è svolta l'esperienza, a rassicurare i corsisti è quella certezza di non essere poi abbandonati. La possibilità di avere un tutor, quindi una persona che ci affianca lungo il nostro percorso, e sicuramente la parte finale dello startup è molto molto interessante, perché sicuramente è importante la parte d'aula, che è imprescindibile, però comunque non sentirsi abbandonati dopo è una gran bella spinta, secondo me. Per questo lo consiglierei a tutti quelli che hanno un sogno nel cassetto e che hanno voglia anche di mettersi in gioco, perché questa deve esserci, è essenziale. L'inizio del corso, a partecipazione gratuita, è previsto ad ottobre. Per informazioni e adesioni rivolgetevi all'Accademia dell'Artigianato di Este o al mandamento di Noventa della Confartigianato.